Loredana Attanasiu, corsi di trucco semipermanente, extension ciglia, microblending sopracciglia, trucco permanente labbra, a Jesolo, Piazza Drago, Torre Elliott. Buongiorno e ben ritrovati in una nuova edizione del TG Web Il Nuovo Terraglio. In apertura il primo studio al mondo per attaccare e curare il glioblastoma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi. La sperimentazione, che coinvolgerà inizialmente 36 pazienti in carico all'Istituto Oncologico Veneto, valuterà la fattibilità e l'efficacia della somministrazione del farmaco in questa forma di tumore cerebrale, fin da subito e in modo combinato, proponendo cioè una nuova combinazione terapeutica di chemio e radioterapia e intervenendo prima che la malattia vada in progressione. A mettere a punto la nuova strategia, in prima mondiale, è l'Istituto Oncologico Veneto, che ha inaugurato ufficialmente lo studio sperimentale di fase 1 denominato Regoma 2. Restiamo in ambito medico con la terza edizione di Nova Biomed. Al Centro Congressi di Verona Fiere, un evento a cui si deve l'intuizione al professore cardiologo vascolare Carlo Alberto Adami. 2 giorni di convegni scientifici, approfondimenti tecnici, occasioni di networking per favorire l'innovazione tecnologica in campo biomedico. Tra le diverse interessanti novità presentate, quella di particolari droni impiegati in sanità, sia nel trasporto d'emergenza sia nel monitoraggio del traffico stradale, grazie alla collaborazione con Concessioni Autostradali Venete. Ce ne parla il tecnico e pilota di droni, Stefano Calvi, intervistato a margine dell'evento. Questo progetto che abbiamo realizzato col patrocinio appunto della CAV. Questo che vedete alle mie spalle è un guscio che si apre, all'interno viene contenuto un drone che è in grado di fare il monitoraggio, quindi questo guscio si apre, il drone decolla in maniera automatica e può andare a monitorare in maniera rapida e molto precisa zone che richiedono una visione in diretta. Queste che stiamo vedendo che cosa sono? Questa è un'immagine che spiega il concetto di cosa che può fare un drone, quindi andare anche in posti un po' impervi dove ci sono necessità di ricevere o dei farmaci o qualsiasi dispositivo di sicurezza che serve per appunto gli ospedali e recarsi in luoghi anche impervi o arrivare su una sua stazione come si può avere in questo caso, dove viene caricato in automatico il prodotto e portato anche in posti dove sarebbe molto più difficile arrivare per depositare quello che è l'organo necessario, la sacca di sangue, il medicinale, il defibrillatore. Voltiamo ora a pagina e parliamo di ambiente e sostenibilità con Voga POS, la prima regata a impatto zero di 21 milanesi che dal 28 maggio al 4 giugno percorreranno vogando quasi 500 km da Milano a Venezia per salvare il Po. Oltre a testimoniare la bellezza, la ricchezza, la storia e la fragilità del fiume Po e del suo ecosistema, l'obiettivo di Voga POS è sensibilizzare le persone sulla crisi che sta attraversando il fiume, raccogliendo fondi per la sua salvaguardia. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto a favore di iniziative rivolte alla tutela di questo fiume fondamentale per il nostro territorio. L'arte navale torna a casa. Dietro questo slogan si palesa il Salone Nautico di Venezia, che da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno torna all'Arsenale, simbolo del secolare dominio militare della Repubblica della Serenissima, nonché cuore pulsante della sua industria navale. Negli spazi espositivi di 50.000 metri quadrati e oltre 1.000 metri lineari di pontili per esposizione, 240 yacht e super yacht, vele e altre imbarcazioni. Tra eccellenze della nautica, design, motori e ambiente, tutto riporta quindi al mare, ammiraglio unico e imprescindibile. Cambiamo ora argomento e parliamo di sport con il 6° passaggio del Giro d'Italia sulla celebre salita di San Pietro di Feletto.
Tra le verdi colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, il 105° Giro d'Italia è infatti tornato sul muro di Ca' del Poggio per la tappa numero 18, accogliendo l'entusiasmo di circa 20.000 appassionati pronti a tifare il passaggio della Carovana Rosa. E restiamo ancora in tema sportivo, dove si attende il debutto del primo arbitro donna nella prossima stagione di Serie A. La predestinata si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi e sarà per merito e non per privilegio, ha dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange. La 31enne toscana, nativa di Livorno, ha già arbitrato una squadra di Serie A in occasione dei 16esimi di finale di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella lo scorso dicembre. Non ci resta allora che attendere, augurandoci che l'avversario più ostico non sia il pregiudizio, che non dovrebbe ormai più esistere. E chiudiamo con la presentazione, martedì 24 maggio, del libro Pronto soccorso per il mio cane, del veterinario Aldo Giovannella, presso il Centro Sociale di Mogliano Veneto. Ospite d'onore la giornalista Maria Luisa Cocozza, che dal 2013 conduce la trasmissione L'Arca di Noè, interamente dedicata agli animali e all'ambiente. Decidere di vivere con un cane implica di ricevere amore incondizionato, ma comporta anche il prendere coscienza della responsabilità di vivere con un altro essere vivente. È stato il messaggio che l'autore, il dottor Giovannella, ha voluto sottolineare in occasione dell'evento. La prima presentazione di questo libro del nostro amico Aldo Giovannella. La nostra società ha prodotto in questi ultimi 2 anni dei cani che hanno vissuto in modo anomalo una vita all'interno delle 4 mura. Per 2 anni non hanno avuto la possibilità di andare negli scampatoi, nei posti dove ci si incontra e si relaziona, no? Come l'uomo che si incontra per strada, ma nei giardini si relaziona. Quindi ci sono dei soggetti che hanno avuto dei cani che hanno avuto dei problemi non da poco, proprio dal punto di vista comportamentale. Bene, per questa edizione è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci. Loredana Attanasiu, corsi di trucco semipermanente, extension ciglia, microblending sopracciglia, trucco permanente labbra, a Jesolo, Piazza Drago, Torre Elliott.